Sicuramente conosci il nome di Grazia Deledda o il titolo di alcuni dei suoi romanzi e delle tante novelle, ma quanto conosci della sua vita? Sono Monica Tronci, sono un'artista e una scrittrice. Mi occupo della storia della Sardegna e in particolare di alcune figure femminili molto importanti. Nel mio ultimo libro vi parlo di Grazia Deledda, la prima e unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura esattamente 100 anni fa. Nata e cresciuta a Nuoro, in Barbagia, in una Sardegna che all'epoca era pressoché sconosciuta anche agli stessi italiani, ed è riuscita a ottenere il premio più ambito a livello internazionale. Come ha fatto? Quali ostacoli ha dovuto superare? Com'è stata la sua vita prima e dopo il trasferimento a Roma? Quali importanti traguardi ha raggiunto nel suo lento ma costante seminare e raccogliere? Come ha vissuto la sua vita che sembra quasi un romanzo e che dovrebbe essere d'esempio per tutti noi? Un esempio di consapevolezza, visione, coraggio e perseveranza. Sicuramente conosci il nome di Grazia Deledda o il titolo di alcuni dei suoi romanzi e delle tante novelle, ma quanto conosci della sua vita? Sono Monica Tronci, sono un'artista e una scrittrice. Mi occupo della storia della Sardegna e in particolare di alcune figure femminili molto importanti. Nel mio ultimo libro vi parlo di Grazia Deledda, la prima e unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura esattamente 100 anni fa. Nata e cresciuta a Nuoro, in Barbagia, in una Sardegna che all'epoca era pressoché sconosciuta anche agli stessi italiani, ed è riuscita a ottenere il premio più ambito a livello internazionale. Come ha fatto? Quali ostacoli ha dovuto superare? Com'è stata la sua vita prima e dopo il trasferimento a Roma? Quali importanti traguardi ha raggiunto nel suo lento ma costante seminare e raccogliere? Come ha vissuto la sua vita che sembra quasi un romanzo e che dovrebbe essere d'esempio per tutti noi? Un esempio di consapevolezza, visione, coraggio e perseveranza.